Che fine hanno fatto i lavori in piazza a Rossano Veneto? Se lo chiedono tanti in paese, visto che il cantiere sembra procedere con estrema lentezza e che c'è pure della ruggine amministrativa, vedi i rapporti pessimi fra comune e direttore lavori nel progetto che dovrebbe cambiare volto al centro. Se lo chiede pure l'ex sindaca Morena Martini, che però fa notare che lei la fascia tricolore non la porta più da 2 anni e che quindi ritiene di non dover rispondere in alcun modo alle lungaggini o allo stop di questo periodo. Da 6 mesi addirittura sono in opposizione, quindi le mie parole non valgono nulla. Come può essere colpa della Martini che la piazza è ferma? La piazza è ferma per l'incapacità totale di questa amministrazione di prendere decisioni. Morena Martini sfodera un esempio su tutti. È arrivato un indirizzo di giunta, che è un indirizzo politico, una semplice carta fatta, un documento fatto dalla giunta con i desiderata: vogliamo fare dei parcheggi. A questo indirizzo di giunta non è mai seguito un ordine di servizio vero e proprio, una richiesta di preventivo, una richiesta di variante necessaria per poter fare i parcheggi. La bacchettata finale è tutta per l'amministrazione Zonta e l'ex prima cittadina suggerisce in modo piuttosto chiaro che con qualcun altro al governo del paese le cose sarebbero andate diversamente. Queste indecisioni e queste imprecisioni di questa amministrazione che non prende decisioni tengono in stallo una piazza che potrebbe già essere finita. Se ci fossi stata io, vi assicuro che sarebbe già terminata e inaugurata.